Buongiorno, mi chiamo Diana Dapit e sono la presidente dell'associazione AVULS di Gemona del Friuli, associazione che opera sul territorio dal 1991 con lo scopo di dar vita ad un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro e di operare nell'ambito sociosanitario. L'associazione è di ispirazione cristiana e attualmente conta 60 volontari. L'associazione AVULS è convenzionata con l'azienda sanitaria AS3 Alto Friuli e si propone di offrire sostegno, accompagnamento, socializzazione e aiuto integrando le attività dei servizi sociosanitari, cercando di portare un valido aiuto nei momenti di sofferenza, difficoltà nelle persone che ce lo richiedono e che hanno bisogno. La partecipazione a un corso di formazione base è la fase preliminare per l'inserimento all'attività dell'associazione. Formazione che comunque è permanente e continua e si organizza in incontri, convegni, lezioni e approfondimenti sulle varie tematiche della salute. I 60 volontari sono divisi in gruppi e operano in diversi ambiti. Un gruppo opera nell'ospedale civile di Gemona e presso l'RSA, in particolare all'imboccamento dei pasti serali. Un altro gruppo opera nella casa soggiorno per anziani di Gemona e presso i Sereni Orizzonti, altra casa di riposo, in particolare per l'aiuto ai pasti, per l'animazione, per l'aiuto alla cura della persona e per la parte spirituale, l'aiuto alle funzioni religiose. Un altro gruppo di volontari opera presso i domicili, quindi presso le abitazioni delle persone. Un altro gruppo di volontari opera al centro diurno del comune di Gemona e un altro gruppo di volontari in stretta collaborazione con i responsabili della struttura opera in centro salute mentale di Gemona del Friuli. L'AVULS, in collaborazione con l'azienda AS3 Alto Friuli, ha promosso e organizzato diversi progetti, sia aperti al pubblico sui temi della salute, sia per la formazione di volontari. In questa ottica di informazione e formazione, presso l'Aula Magna dell'ospedale di Gemona, si sono trattati temi quali le demenze, le malattie oncologiche, le disabilità, le cronicità, dove circa 1000 persone hanno contribuito, hanno assistito alle lezioni. Coloro che intendono regalare qualche ora del loro tempo alla comunità, all'aiuto alle persone, trovano nell'AVULS un valido strumento per poter acquisire indispensabile preparazione. Noi riteniamo che nelle associazioni di volontariato le risorse non bastino mai. In particolare nella nostra associazione negli ultimi tempi si sono addirittura raddoppiate le richieste, quindi le risorse proprio non bastano mai, abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari.